Parte la stagione invernale con impianti aperti dall'8 solo a Sella Nevea, ma per il ponte dell'Immacolata in regione un albergo su 2 resterà chiuso. A pesare sono la mancanza di neve, l'arrivo del maltempo e i rincari energetici. Mancano medici nella destra tagliamento, così esami e mammografie prenotate da tempo vengono disdetti e spostati. Per la prima visita oculistica si deve aspettare il 2025. Aveva fretta di prendere l'aereo, così se n'è andata prima dell'arrivo della sostituta, lasciando sola in casa la sua assistita. Il Tribunale di Udine ha condannato una badante a 6 mesi di reclusione per abbandono di persona incapace. Inaugurato all'interno del comune di Udine uno spazio dedicato alle mamme che vogliono allattare. Il Baby Pit Stop dispone anche di un fasciatoio. Questa udinese ha qualità e farà bene, ne è convinto Gianfranco Cinello, tra i singoli impressionato da Pereira, eterno, dice, da Samardžić, più forte di De Ketelaere, di cui si parla tanto. Buonasera a tutti voi da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Per il ponte dell'Immacolata un albergatore su 2 nella nostra regione non aprirà i battenti. A pesare la mancanza di neve, l'arrivo del maltempo e i rincari energetici. Metà degli alberghi resterà chiusa per il ponte dell'Immacolata. Se in Friuli Venezia Giulia le prevendite degli ski pass per accedere alle piste da sci del comprensorio alpino hanno fatto segnare un record di emissioni e di incassi, il 50% delle strutture ricettive, almeno per adesso, non aprirà i battenti. Il peggioramento delle previsioni meteo previsto da giovedì sino a martedì prossimo pesa non poco sulla scelta di un albergatore su 2 di tenere chiuso, senza considerare poi il problema dei rincari energetici, che non fa certo dormire sono tranquilli agli albergatori, e altro elemento importante, la quasi assenza della neve. L'innalzamento delle temperature e la pioggia degli ultimi giorni ha praticamente cancellato quella coltre di quasi mezzo metro che aveva fatto ben sperare in vista dell'inizio della stagione sciistica invernale. Le prenotazioni ci sono, afferma Paola Schneider, presidente regionale di Federalberghi, e pertanto i colleghi che hanno deciso di tenere aperto lavoreranno. Le strutture tra Sappadaro, Zoncolan, Forni, Sauris e il Tarvisiano sono piene dal 60 al 70%. Purtroppo manca la neve e di conseguenza gli impianti di risalita aperti per il ponte dell'Immacolata si conteranno sulle dita di una mano. I turisti che arriveranno soprattutto da Friuli Venezia Giulia e Veneto troveranno in linea di massima prezzi rimasti quasi invariati rispetto all'anno scorso o che hanno subito qualche leggero ritocco. C'è rammarico per il maltempo che si abbatterà nuovamente sulla nostra regione a partire proprio da giovedì, allarga le braccia Schneider, e proprio per questo temiamo che possano piovere anche delle disdette. Da giovedì a domenica si tornerà a sciare nel solo comprensorio di Sella Nevea. A Treviso e Piancavallo l'accesso alle cabine sarà consentito solo ai pedoni. Troppo pochi posti letto disponibili in nessuna struttura 5 Stelle, sarà necessario intervenire sulla ricettività in vista di Gorizia, capitale della cultura 2025, e la Regione invita i privati a colmare i gap esistenti. Se ne è parlato oggi nel capoluogo isontino. Assenza di alberghi a 5 stelle in tutto il territorio provinciale e soli 55.000 posti letto entro il raggio di un'ora da Gorizia sono alcune delle criticità che preoccupano istituzioni e addetti ai lavori in vista dell'appuntamento con Nova Gorizia, Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Sono emerse dalla ricerca svolta da Union Trasporti e diffusa nel corso del convegno organizzato questa mattina a Palazzo De Bassa nel capoluogo isontino dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Una possibilità di rilancio importantissimo non solo per Gorizia ma anche un po' per tutta la provincia. Stiamo lavorando in tal senso, ci mancherebbe altro, in primis per l'evento, ma anche per far sì che questo territorio possa colmare quei gap ancora che devono essere colmati, per esempio per quanto riguarda la ricettività. Il flusso di turisti sarà enorme, dobbiamo capire dove andare a puntare di più. Allora, oggi perciò abbiamo fatto a nostro carico questo studio importante, un master plan che è quasi una Treccani, che non va soltanto alla ricerca di quanti alberghi ci sono, quanti bed and breakfast, quanti Airbnb, no, va a capire cosa abbiamo, la qualità dell'offerta, le criticità dell'offerta, la fruibilità e l'accessibilità. I dati che speriamo possano essere utili poi agli enti locali, il Comune di Gorizia piuttosto che la Regione Friuli Venezia Giulia e tutti i comuni comunque coinvolti in questa grande opportunità che sarà la Capitale Europea della Cultura del 2025.
noi possiamo avere una bellissima casa, se questa casa non siamo in grado di raggiungerla abbiamo vanificato l'intervento dei progettisti e dell'impresa che l'ha realizzata. Questo è uno strumento dal quale assolutamente non si poteva prescindere. Nella ricettività a quelle in sanità mancano medici nella destra tagliamento, negli ospedali della destra tagliamento, e per questo esami radiologici e mammografie vengono rinviati a data da destinarsi. Per la prima visita oculistica bisogna aspettare fino al 2025. I radiologi si contano sulle dita di una mano. Negli ospedali di San Vito a Tagliamento e Pordenone gli esami strumentali saltano. Una situazione che peggiora di giorno in giorno, a detta di Pierluigi Benvenuto, sindacalista della CGIL. Gli appuntamenti non solo non si danno, ma vengono pure disdetti. Il problema è sempre lo stesso: il personale in servizio non riesce a soddisfare l'ingente mole di lavoro e di fatto vengono garantiti soltanto gli esami in regime di emergenza e quelli internistici. Per gli esterni di fatto non c'è posto. In questi giorni sono numerose le donne, anche pazienti oncologiche, che avrebbero dovuto sottoporsi a mammografia ad inizio del 2023, dopo un'attesa anche di un anno, che sono state chiamate direttamente dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per annullare l'appuntamento e riprogrammarlo, se va bene, nel 2024. Le criticità, conferma il direttore generale di ASFO Giuseppe Tonutti, ci sono, ma stiamo lavorando per risolverle. Sono tutte legate a problemi di personale, di radiologi non se ne trovano. Da quei prossimi 6 mesi, grazie ad accordi che stiamo stringendo con case di cura e privati accreditati, spero che la situazione possa migliorare. Anzi, credo si potrà aumentare l'attività diagnostica e al contempo controllare i tempi di attesa. Tempi lunghi anche per ricevere un appuntamento per la prima visita oculistica, che a qualcuno è stata fissata già nel 2025. Anche in questo caso il direttore Tonutti ha confermato che sono in corso ragionamenti per snellire i tempi di attesa e rendere migliore il servizio offerto. Ultime battute del processo a Michele Candreva, l'ex alto funzionario del Ministero del Lavoro accusato di corruzione per aver preso bustarelle dalla Pilosio di Tavagnaco. Oggi in Tribunale a Udine le conclusioni del Pubblico Ministero e della Difesa. 6 anni di reclusione, quasi 26.000 euro di danni a favore del Ministero del Lavoro e la confisca dei beni sequestrati, 450.000 euro in denaro e diversi immobili a lui intestati. Sono le richieste del sostituto procuratore Marco Panzeri nei confronti di Michele Candreva, ex alto funzionario ministeriale, che deve rispondere in Tribunale a Udine dell'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo il capo di imputazione, tra il 2013 e il 2016, il professionista percepì dalla Pilosio di Tavagnacco oltre 25.000 euro in contanti per accelerare le autorizzazioni per la commercializzazione di alcuni ponteggi, anche sostituendo clandestinamente documenti già depositati in Ministero. Nella requisitoria, il PM ha sostenuto che l'attività corruttiva è stata provata dalle intercettazioni della Guardia di Finanza, dalle testimonianze rese in aula dai corruttori e soprattutto da un'agenda trovata in casa sua, nella quale erano annotate in codice somme di denaro milionarie percepite nell'arco di 26 anni. La Pilosio, ha detto Panzeri, aveva la necessità di ottenere in tempi stretti le autorizzazioni per essere competitiva rispetto alle altre aziende che si servivano di Candreva. Era un sistema, concluso, che si autoalimentava. Diversa la ricostruzione del difensore del professionista, l'avvocato Dario Romano del Foro di Roma, per il quale non si trattava di bustarelle ma di compensi per consulenze effettuate in libera professione, anche se corrisposti in nero e senza autorizzazione. Il legale ha inoltre sottolineato che l'accusa non ha circostanziato le voci contenute nell'agenda e che la sostituzione dei documenti al Ministero fu fatta in un caso su richiesta della stessa commissione, in un altro contro la volontà della stessa Pilosio. Aveva fretta di prendere l'aereo, così aveva lasciato da sola l'assistita in casa. Il Tribunale di Udine ha condannato una badante a 6 mesi di reclusione per abbandono di persona incapace. Se n'era andata in aeroporto senza aspettare la sostituta, lasciando l'anziana chiusa in casa per diverse ore. Una badante è stata condannata dal Tribunale di Udine a 6 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale. A tanto ammonta la pena inflitta in primo grado dal giudice Daniele Faleschini Barnaba a Elena Achitei, rumena di 53 anni, accogliendo la richiesta del PM. Il fatto risale al 19 giugno del 2019. Alla donna era stata affidata una signora, allora 89enne, residente nell'Interland udinese, incapace di provvedere a se stessa.
Quel giorno, per non perdere l'aereo, la badante abbandonò l'anziana da sola in casa senza aspettare chi avrebbe dovuto prendere il suo posto. Una volta arrivata, la sostituta non poté entrare nell'abitazione perché non era in possesso delle chiavi. A nulla valse suonare il campanello e telefonare alla collega. Solo alcune ore dopo i familiari poterono raggiungerla ed entrare in casa, dove trovarono l'anziana in condizioni precarie. Una mancata precedenza è stata l'origine del violento incidente stradale che è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Orcenico Inferiore di Zoppolo, all'altezza del supermercato Dipo. Per cause al vaglio della autostrada di Spilimbergo si sono scontrate due auto. I sanitari hanno immediatamente assistito le persone ferite. Si tratta di una donna che dopo l'impatto è finita con l'auto nel fosso che costeggia la Pontebana, riportando un trauma al volto. È stata portata in elicottero all'ospedale di Udine in codice giallo. Un'altra persona coinvolta nello scontro ha riportato lesioni meno gravi ed è stata portata in ospedale a Pordenone. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, mentre i veicoli incidentati sono stati recuperati dal soccorso stradale Bastianello. Resta coinvolta in un incidente stradale senza feriti, ma si rifiuta di sottoporsi all'alcol test. È finita così nei guai una 53enne alla quale questa mattina a Moggio Udinese i carabinieri hanno chiesto di effettuare il test alcolemico. L'automobilista, oltre ad essere denunciata, si è vista sequestrare la macchina che stava guidando. La cassaforte con ancora all'interno una pistola e due fucili rubata da un'abitazione di Campoformido il 1° dicembre è stata ritrovata dai carabinieri a Torsa di Pocenia in aperta campagna. Dentro c'erano ancora le armi che sono state così restituite al legittimo proprietario. A Trieste oggi il sottosegretario all'interno Prisco ha fatto il punto sull'accoglienza dei migranti. L'impegno è quello di ospitare chi ne ha diritto e respingere gli altri. Altro aspetto è il trasferimento dei profughi dal Friuli Venezia Giulia verso le altre regioni. Trasferimenti in altre regioni e riammissioni in Slovenia. Questa è la ricetta che il governo intende attuare sul confine orientale, dove il numero degli arrivi è salito a livelli come mai in passato. Il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla Polizia di Frontiera, ai prefetti, per riutilizzare i meccanismi di riammissione considerati dagli accordi italo-sloveni. Quindi cerchiamo di trattare chi viene in Italia ed ha bisogno e può rimanere qua, come abbiamo fatto con l'ONG e con il mare, in modo civile, accogliendo chi deve essere accolto. Chi non deve essere accolto se ne torna fuori dall'Italia. Le riammissioni sono riprese il 28 novembre. Alla richiesta di ulteriore personale, il sottosegretario precisa che in questo momento, anche per le scelte timide di precedenti governi, è stata adottata una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo che invece consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per stare in Italia ai paesi, in particolar modo alla Slovenia, che è il primo paese europeo di approdo, come prevede poi del resto la regolamentazione di Dublino. Sui ritardi nei trasferimenti il sottosegretario ha confermato che è dipeso dall'alto numero di arrivi anche dal mare, mentre al momento non c'è ipotesi di creare strutture di accoglienza più grandi. Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, conferma le continue richieste di ridistribuzione. Quelli tutti i giorni e anche più volte al giorno. Sul personale in più il prefetto conferma che nel tavolo regionale verrà studiata una distribuzione di quello attualmente in servizio. Tema caldo per il SAP, con il segretario provinciale Lorenzo Tamaro che rilancia la necessità di uomini, mentre vede in maniera positiva la ripresa delle ammissioni in Slovenia. Auspico, sottolinea Tamaro, che vengano attuate nella maniera più rapida e snella possibile, in modo da scongiurare possibili rifiuti da parte delle autorità di Slovenia. Trasportava 4 migranti egiziani sprovvisti di documenti. Una 43enne rumena è stata arrestata dalla polizia nei pressi del valico di Sant'Andrea a Gorizia. Gli agenti, notando un furgone con targa rumena fare ingresso in Italia con a bordo 4 passeggeri, ha fermato il veicolo. La donna è stata portata in carcere a Gorizia, mentre i cittadini egiziani sono stati denunciati a piede libero per l'ingresso illegale nel territorio nazionale. Stava lavorando in un cantiere edile quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dall'impalcatura da un'altezza di 2,5 metri. È successo questa mattina a Trieste e l'operaio di 60 anni è stato subito soccorso dal personale sanitario giunto sul posto con un'ambulanza che ha condotto l'uomo a Cattinara. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
Il sottile equilibrio tra politiche attive e passive nel mondo del lavoro è stato al centro di un convegno promosso a Pordenone dalla CISL regionale. Le previsioni per il 2023 vedono un maggior ricorso alla cassa integrazione e all'uso di strumenti per il reinserimento dei lavoratori. Crisi energetica e conflitto in Ucraina hanno contribuito a mettere in difficoltà aziende e lavoratori. Per questo, se da una parte cresce il ricorso agli ammortizzatori sociali, dall'altra c'è l'esigenza, anche in Friuli Venezia Giulia, di puntare su politiche attive del lavoro. Temi trattati in un convegno promosso a Pordenone dalla CISL regionale. La situazione dei ammortizzatori sociali rispetto al 21 siamo ai stessi livelli dell'anno scorso. E prevediamo che possa esserci un aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori dovuto soprattutto alle due crisi che sono state quello della guerra in Ucraina e l'aumento del costo dei beni energetici, che quindi portano anche ad avere delle problematiche sulle aziende che quindi possono utilizzare in maniera più importante questi strumenti. Nell'occasione è stato fatto anche un focus sul potenziamento dei centri per l'impiego e sul reinserimento nel mondo del lavoro. Strumenti posti dal PNRR, cioè col progetto GOL, e in Regione Friuli Venezia Giulia con la partenza del progetto Piazza GOL, che che è un sistema importante per mettere soprattutto i lavoratori in formazione e cercare di ricollocarli qualora ci fosse necessità. Ha ucciso la moglie a colpi di bottiglia, poi ha chiamato i carabinieri. Femminicidio nella tarda mattinata di oggi a San Stino di Livenza nel Veneziano, dove una parrucchiera di 60 anni, Cinzia Luison, è stata massacrata dal compagno Walter Pitteri di 65 anni, ex dipendente di ACTV. L'uomo, che avrebbe tentato di uccidere anche una delle due figlie ventenni dopo aver ammazzato la moglie, ha chiamato i carabinieri, ha confessato. Il PM della Procura di Pordenone, dopo aver ascoltato l'uomo, ne ha disposto l'arresto per omicidio volontario. Utilizzare al meglio i beni confiscati alla mafia, 40 nella nostra regione, l'obiettivo dell'incontro ospitato oggi dal Consiglio regionale. 40 beni già sequestrati e destinati ad attività socialmente utili, altri 40 il cui destino è ancora da definire da parte delle procure. Questo è il quadro di un Friuli Venezia Giulia dove la mafia non è presente in forma così radicata come in altri territori dove i beni sequestrati sono migliaia. Il Consiglio regionale ha ospitato il convegno sui beni confiscati e la criminalità organizzata alla presenza dei massimi rappresentanti nazionali sul tema. Se guardiamo il dato dei beni destinati ad attività che potrebbero essere socialmente utili, un numero piuttosto limitato, 40 beni, questo dovrebbe essere segno che stiamo in una realtà non certamente deturpata dalla criminalità organizzata. Questo però ci impone che questi beni debbano essere comunque utilizzati, non saremo giustificati se rimanessero lì fermi senza che ci fosse un loro riutilizzo. Il Friuli Venezia Giulia resta quindi un'isola felice, resta però l'impegno di tutte le autorità a tenere alta l'attenzione affinché non diventi luogo di ingresso di nuove criminalità. Davanti al Presidente della Repubblica è stato un onore rinnovare il patto di collaborazione tra le regioni, sottoscrivendo l'intesa di costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Lo ha detto il Presidente della stessa conferenza, Massimiliano Fedriga, commentando l'accordo sottoscritto a Monza in occasione della seconda giornata del Festival L'Italia delle Regioni. A firmarlo sono stati Fedriga e il Vicepresidente della Conferenza Michele Emiliano, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Oggi abbiamo firmato l'istituzionalizzazione della conferenza, poi ci sarà un disegno di legge che passerà in tutti i consigli regionali, ha spiegato Fedriga, parlando di un passo importante perché dopo 41 anni finalmente si riconosce la conferenza in tutte le regioni e le province autonome italiane a livello nazionale. Il Partito Democratico chiede alla Giunta regionale una risposta ai problemi economici e sociali che colpiscono i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Durante i lavori del Consiglio della prossima settimana verranno depositati degli emendamenti specifici. Negare l'emergenza sociale ed economica nelle amministrazioni comunali e poi scegliere di non intervenire a livello regionale. Il Partito Democratico va all'attacco vista la situazione di crisi che sta colpendo molte famiglie. Quello che succede nel sociale direi che lo si vede da una serie di indicatori, di fonti autorevoli, dati Caritas,
e direi da una quotidianità sempre più difficile, che può essere testimoniata da chi ad esempio presta assistenza sul fronte sociale, vede quanto stia crescendo la richiesta di aiuti e di supporto. A fronte di tutto ciò, in Regione già nella manovra di assestamento di ottobre abbiamo proposto risorse da dare ai comuni affinché i comuni possano erogare buoni per le spese alimentari o per le spese farmaceutiche dei cittadini e delle famiglie in difficoltà, e risorse per chi possiede carta famiglia per pagare le bollette dell'energia che non riesce più a pagare. Il PD ha anche confermato la volontà di presentare una serie di emendamenti specifici alla manovra finanziaria che andrà nell'aula del Consiglio regionale la prossima settimana. Il Comitato Distretto istituito in seno alla quarta commissione consiliare per l'esame del disegno di legge 163 FV Green e di altri 3 progetti abbinati ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti al disegno di legge, che è stato integrato con alcune istanze provenienti dagli altri provvedimenti. I rappresentanti delle opposizioni hanno fatto sapere di non essersi presentati perché avevano chiesto un rinvio dei lavori al Presidente Zanin, adducendo che la settimana prima della seduta dedicata al bilancio è destinata ai consiglieri per l'analisi dei documenti finanziari e la preparazione degli emendamenti, ma di non aver ricevuto alcuna risposta ufficiale. Da parte del Presidente Zanin è stato specificato che non solo la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al Presidente del Comitato stesso, ma anche che commissioni e comitati possono riunirsi anche durante la sessione di bilancio. Il maltempo ha concesso una tregua, ma non sono mancati i disagi dovuti in particolare a smottamenti e alla caduta di alberi. I volontari della squadra comunale di protezione civile hanno rimosso i massi finiti sulla carreggiata lungo la viabilità che dal lago di Redona porta a Campone di Tramonti di Sotto. Nessuna persona è rimasta ferita, hanno operato con i vigili del fuoco in piena sinergia. La strada, chiusa per precauzione, è stata riaperta dopo un sopralluogo per valutare lo stato del versante. A Ronchi dei Legionari invece messa in sicurezza la viabilità adiacente all'aeroporto interessata dalla caduta di alberi. A Udine, all'interno di Palazzo da Ronco, è stato inaugurato uno spazio che è dedicato alle mamme e ai neonati. Vediamo. Uno spazio aperto al pubblico nel cuore di Salone del Popolo. È questo Baby Pit Stop, l'angolo dedicato alle mamme e ai neonati all'interno del comune, riservato al cambio pannolini e all'allattamento. Uno spazio a cui chiunque potrà accedere nel momento del bisogno, siano cittadini o turisti. Udine vuole diventare una città a misura di mamma e bambino e credo che con questo concretamente lo abbia dimostrato, pertanto nel proprio palazzo comunale, quindi nella propria casa, ha voluto attivare e attuare questa stanza allattamento, riposo, ricovero, cambio pannolini eccetera, proprio per dimostrare quanto abbia a cuore le politiche della famiglia. E quindi nel Salone del Popolo è stato ricavato questo angolo che io trovo sia stato fatto anche molto bene, molto accogliente, accessibilissimo, con gli orari più ampi che si possono avere a disposizione. Ecco, questo spazio, lo raccontava l'assessore, è nato dalla richiesta di fatto delle opposizioni. Qui c'è la consigliera comunale Capozzi, in particolare del Movimento 5 Stelle, però ha ricevuto l'approvazione di tutto il Consiglio. Questo progetto nasce un po' di anni fa, in particolar modo nasce da una collaborazione fattiva che ho avuto con la dottoressa Valentina Gallo e con l'Ordine della Professione delle Ostetriche di Udine e Pordenone. E ritengo che sia un diritto di ogni genitore, di ogni famiglia, appunto, godersi in massima libertà la propria città senza incontrare le difficoltà logistiche date dall'avere dei bambini piccoli. Wonder Woman in Real Life è il titolo dell'incontro che è stato promosso oggi da Confindustria Udine. 3 donne imprenditrici e manager di successo hanno testimoniato come sia possibile essere una super donna anche nella vita reale. Francesca Cancelliere, innanzitutto da dove parte questa iniziativa? Anche perché è un'esclusiva importante qui a Udine riunire delle imprenditrici di successo che voi avete definito delle Wonder Woman. Sì, allora l'iniziativa parte dalla Commissione Women Empowerment di Confindustria, che è stata creata poco meno di un anno fa in seno proprio a Confindustria Udine. I membri sono 5 imprenditrici che io coordino e abbiamo pensato di cominciare a coinvolgere
coinvolgere anche altre imprenditrici e manager della zona e creare delle iniziative che potessero essere interessanti per noi. E naturalmente lo scopo è quello di cercare di creare una rete, un network. Per quanto riguarda la commissione è molto eterogeneo, per cui si va dal metalmeccanico all'edile, eccetera. Le ospiti che abbiamo questa sera invece hanno un background diverso, hanno molte sfaccettature, hanno fatto molte cose nella loro vita, per cui hanno un curriculum abbastanza variegato e alcuni di loro sono anche mamme, quindi hanno una famiglia, per cui cerchiamo anche di carpire qualche dritta interessante su come riuscire a far collimare la vita personale con quella lavorativa. Entro l'inverno partiranno i lavori di realizzazione della pista ciclabile che collega Udine a Cargnacco, ma l'opera vede un aumento dei costi. Più di 600.000 euro in più rispetto al progetto datato 2018-2019. La pista ciclabile che collegherà Piazzale Cella a Udine con Cargnacco, frazione di Pozzuolo, costerà il 50% in più rispetto a quanto originariamente previsto. Colpa dei rincari e dell'aumento dei costi delle materie prime e di un iter burocratico e regolatore molto complicato. La ciclabile, che per buona parte del suo percorso seguirà via Lumignacco, costeggerà la ferrovia e attraverserà diversi incroci, uno su tutti quello di via Selvuzis, già teatro di decine di incidenti e che presto diventerà una rotonda. In tutto sono più di 5 km, sono 5 km di 250 metri circa ed è vero, è un'opera importante, casa lavoro, casa scuola, sapete, sono nelle priorità regionali e anche della Giunta Fontanini locale, quindi abbiamo cercato già da subito, dal 2018-19, di imbastire quello che era un progetto di fattibilità. Il costo è, noi avevamo 1.370.000 che c'era stato dato dalla Regione e abbiamo dovuto incrementare anche con l'aumento prezzi, adesso revisione eccetera, di 670.000 euro. Siamo già in contatti con la Regione, che loro hanno un fondo per la mobilità lenta e quindi pensiamo di ottenere anche questi soldi per terminare il progetto definitivo in tutte le sue forme, partire con l'esecutivo in breve tempo e poter fare la gara per l'inizio dei lavori. Costi e mancata condivisione del percorso sono le principali critiche espresse dalle minoranze di Cormons, Medea e San Lorenzo Isontino sul nascente ente intermedio della comunità del Collio. Un carrozzone. La consigliera comunale di Cormons, Patrizia Mauri, ha definito così la nuova comunità del Collio, l'ente intermedio nel quale si uniranno 10 comuni del territorio. È solo una delle sferzanti critiche espresse dalle minoranze consigliari di Cormons, Medea e San Lorenzo Isontino nei confronti delle rispettive amministrazioni su come abbiano gestito la creazione del nuovo ente pubblico al via da gennaio. Nel mirino dei rappresentanti di minoranza ci sono i costi della costituenda comunità. Questo nuovo ente avrà dei costi esorbitanti per un territorio così piccolo. Si pensa fino a 200.000 euro l'anno che per i primi 3 anni verranno sostenuti dalla Regione, ma poi li dovranno sostenere i comuni, non per erogazione di servizi, ma per un apparato burocratico che al territorio in periodi come questi non serve assolutamente a niente. In più ci saranno 150.000 euro di costi l'anno per i servizi da attivare. L'opposizione di Medea, inoltre, lamenta scarsezza di informazioni da parte della maggioranza e preannuncia una lettera di proteste al prefetto di Gorizia. La procedura e le modalità di assenza di coinvolgimento alla partecipazione democratica per la costituzione di questo nuovo ente locale, con tutto quel che comporta, a noi ci ha profondamente contrariato, perché è stata un'estromissione dalla possibilità di un confronto democratico. Dall'8 dicembre all'8 gennaio Lignano Sabbiadoro Natale a Mare è stato presentato oggi. Lignano quest'anno offrirà un Natale sicuramente turistico, ma un Natale rivolto alle famiglie, rivolto ai lignanesi, un Natale rivolto alla storia e alla cultura, coinvolgendo il che Aquileia e la storia che la rappresenta, coinvolgendo Spilimbergo e la scuola mosaicisti, e tante iniziative portate avanti anche dalle associazioni lignanesi, momenti dedicati alle associazioni musicali, momenti dedicati ai bambini,
Insomma, c'è un po' di tutto, un'esplosione d'estate nel cuore dell'inverno. L'impegno di Lignano da sempre è quello di allungare la stagione se possibile e attraverso eventi di rilevanza destagionalizzarla. L'esempio principe è appunto questa manifestazione del Natale che si snoda lungo un intero mese e che cerca la sua varietà di offerte di coinvolgere quanti più turisti possibili, che sappiamo essere soprattutto quelli austriaci e tedeschi frequentatori di Lignano anche nel periodo d'inverno. Mi è piaciuto il connubio anche in questo caso tra Aquileia e Lignano Sabbiadoro. Il presepe di sabbia quest'anno rappresenterà molto Aquileia, la sua storia, le sue tradizioni. Questo per permettere insomma alle famiglie, ai bambini di conoscere e ammirare le meraviglie della nostra regione. Questa sera alle 21 su Telefriuli torna Lo Scrigno, la puntata sarà dedicata al presepe che è stato realizzato dagli artigiani carnici in piazza San Pietro e all'incontro con il Santo Padre. Proprio coloro che hanno incontrato Papa Francesco saranno presenti in studio, suonerà un gruppo proveniente dalla Carnia, non mancheranno le rubriche dedicate al territorio e alle tradizioni popolari. Io vi lascio a Sport FVG e poi al Meteo, grazie per averci seguito e buona serata, arrivederci.